Era lo scorso venerdì 14 marzo quando in un nostro servizio segnalavamo all'amministrazione comunale di Favara lo stato di degrado in cui versavano 3 scalinate del quartiere Luna, ovvero quelle esistenti nelle vie Napoli, Piemonte e De Gasperi. Agli obiettivi delle nostre telecamere si presentavano letteralmente invase dalle erbacce. Pochi giorni dopo la messa in onda del servizio, il consigliere, nonché assessore comunale al verde pubblico Giuseppe Milioti, dimostrandosi sensibile al problema, ordinò la dovuta pulizia. Lavori che però furono eseguiti solamente in 2 dei 3 siti segnalati, in via De Gasperi e in via Piemonte. Per quanto riguarda via Napoli, invece, 19 giorni dopo la segnalazione, ancora nulla è stato fatto. Una situazione imbarazzante per i residenti che, in virtù dei lavori eseguiti nelle traverse limitrofe, si sono sentiti discriminati. In mattinata 2 abitanti ci hanno chiamato in redazione per lanciare un altro appello al giovane amministratore. Con l'arrivo della primavera, ci ha detto uno dei 2, la folta vegetazione diventerà ricettacolo di zecche e insetti vari, per non parlare dei topi con cui oramai conviviamo da diverso tempo. Chiamo voi, ha concluso, perché tramite il vostro indispensabile servizio possiate essere da portavoce del nostro disagio, fiduciosi che nel XXI secolo a Favara non esistano ancora classificazioni in cittadini di serie A e B. Attendiamo una risposta concreta dall'assessore Milioti. Con tono decisamente più ironico, meglio ancora rassegnato, invece il secondo abitante di via Napoli, che traendo spunto dalla vicenda del cittadino agrigentino Marcello Lascala, diffidato dal comune per avere pulito la Villa Lizzi senza le dovute autorizzazioni, voleva sapere da noi cosa rischierebbe se, stanco di aspettare gli operai del comune, decidesse di pulire la strada. Oramai, ci ha detto al telefono il cittadino, paghiamo anche l'aria che respiriamo e se mi è concesso, ha continuato, vorrei respirare un'aria pulita. Quindi se non viene nessuno a pulire e non rischio nulla, ci penso io. Tanto in via Napoli, ha aggiunto, prima delle prossime elezioni comunali non passerà nessun candidato amministratore o consigliere comunale e io non posso abitare altri 2 anni in mezzo alla sporcizia. Naturalmente anche noi ci uniamo all'accorato appello dei cittadini, sicuri che l'assessore Giuseppe Milioti, come ha già fatto in altre occasioni, risponderà presto anche agli abitanti di via Napoli.